Pensiero del giorno, giovedì 26 giugno. Ascoltare la voce della coscienza. Vuoi imparare ad amare? Ad amare Dio e attraverso di Lui i tuoi fratelli e sorelle? Non aspettate un attimo di più, non pensateci troppo, non fermatevi al desiderio di amare, ma amate subito nel momento presente. Amare significa fare subito la volontà di Dio, ora, in questo minuto, non la propria. La vita è fatta solo di momenti presenti e quelli in cui qualcuno vuole far qualcosa sono validi. Ciò che conta è il presente, l'attimo fuggente che per me, per te, per noi deve essere colto al volo e vissuto bene fino in fondo, facendo in esso ciò che Dio vuole da noi. Studiare, camminare, dormire, mangiare, soffrire, godere, giocare. Imparate ad ascoltare la voce di Dio nel profondo della vostra anima, la voce della vostra coscienza. Vi dirà cosa Dio vuole da voi in ogni momento. Viviamo bene ciò che Dio vuole nel momento presente. Allora, come un punto accanto a un altro punto fa una linea retta, così un momento accanto a un altro momento fa la vita. Chiara Lubick, Ritorno al presente, Cittanuova editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.